La visibilità massima, che arriva fino a 30 cm, e la conformità del fondale non stanno certo aiutando l'imponente macchina delle ricerche messa in piedi da vigili del fuoco e carabinieri per il secondo giorno impegnati nel trovare una donna veneziana 61enne che si sarebbe immersa giovedì in tarda serata con la sua Fiat 500 nelle fredde acque del lago Lebandie a Lovadina di Spresiano, un'ex cava diventata specchio lacustre, un probabile gesto estremo ma contornato ancora di tante domande. Il condizionale dopo 48 ore resta infatti d'obbligo perché né della signora né dell'auto sono state ritrovate tracce. Le operazioni si sono rivelate più complicate del previsto e così, dopo i sommozzatori arrivati da Venezia e Vicenza, sono entrate in funzione delle telecamere di ultima generazione e non si esclude possa essere usato un robot come quello adoperato nell'agosto 2023 al Lago Morto di Vittorio Veneto, quando ci vollero giorni per recuperare il corpo di un ragazzo drammaticamente annegato mentre prendeva il sole su Materassino. Alle Bandie si procede palmo a palmo con tutta la meticolosità del caso. Speriamo che con queste nuove tecnologie messe in campo si possa risolvere, ecco, quantomeno parte di questo mistero. In riva al lago ad assistere all'operazione i familiari della donna residente a Santa Maria di Sala e che pare stesse vivendo un momento di fragilità. Proprio alla sorella giovedì sera la 61enne avrebbe comunicato l'intenzione di farla finita. L'allarme quando a ridosso della scarpata dell'invaso vengono trovati dei documenti e delle coperte, un paletto abbattuto e tracce di pneumatici sul fogliame. Il nome indicato sulle carte rinvenute rimandano alla 61enne che risulta fin da subito irreperibile. Lo stesso sistema di videosorveglianza, si scopre poi, ha ripreso l'auto girare per ore nell'area, ma non il momento del possibile inabissamento. Anche per questo resta una piccolissima speranza. Confido insomma che non si trovi nessuno dentro l'auto e che fino a quel momento lì non possiamo dire nulla. Intanto andiamo avanti con le ricerche appunto e speriamo di sapere qualcosa il prima possibile.